Va ora in onda Potere al Popolo. Di nuovo da studio, ancora il buongiorno da Sammy Varin, 5 minuti dopo le 11 del mattino e c'è proprio Sammy Varin. Tanti complimenti a Giulio Cainarca e a Carlo Cambi per la trasmissione appena conclusa. Se ve la siete persa la trovate sul sito radiolibertà.net nella sezione podcast. Intanto ci sono io e vediamo l'apertura dei siti elettronici. Il Corriere, bonifici istantanei, verifica dei beneficiari, da domani le nuove regole UE. Cosa cambia la guida di Redazione Economia? Le novità dal 9 ottobre, quando entreranno in vigore le nuove regole europee, scatterà l'obbligo per le banche di offrire il servizio di verifica del beneficiario. Sempre a proposito di soldi, lo spread. Ora la Francia è come l'Italia. Parigi è il nuovo malato d'Europa e una telefonata presa per scherzo poteva salvare il governo. Sorpasso del rendimento degli OAT decennali sui BTP di pari durata. In 3 anni il rendimento dei bond italiani è sceso di oltre un punto percentuale, quello dei titoli francesi è salito dell'1,2%. Questa è la versione del Corriere. Andiamo su Repubblica, la diretta dal Medio Oriente. Hamas, scambiate le liste degli ostaggi e dei prigionieri, ma subito sotto l'esercito israeliano che ha attaccato la nuova flotilla, un'altra, la Turchia che dice è pirateria e Tajani che dice fermati una decina di italiani. Siamo da capo. Ci fermiamo, c'è il Qui Parlamento, sentiamo l'intervento di Vanessa Cattoi e poi via con la musica indipendente. Ascolteremo un pezzo di Federica Casiglia intitolato Di più. Qui Parlamento. Sì, grazie Presidente, colleghi, Governo, Ministro. È per me un onore essere qua oggi in dichiarazione di voto su un'importante tappa del percorso evolutivo della nostra autonomia e per questo desidero veramente ringraziare il lavoro che è stato portato avanti di concerto con le province di Trento e Bolzano da parte del Ministro Roberto Calderoli. Un lavoro non scontato, un lavoro attento, un dialogo costante e continuo e un rispetto e una valorizzazione di quelle che sono le nostre autonomie e le nostre competenze. All'interno di questo disegno di modifica costituzionale, dove andiamo a modificare il nostro statuto, è ben chiaro l'intento e l'impegno che il ministro Calderoli si era preso con i governatori delle nostre 2 province e quindi con i rispettivi consigli provinciali. Era quello di fatto di ripristinare quelle che erano state di fatto compresse le nostre autonomie, le nostre prerogative statutarie che di fatto erano state determinate all'interno della riforma del titolo quinto della Costituzione avvenuta nel 2001. E perché dico questo? Innanzitutto perché questo tipo di modifica va a togliere quelle che erano delle compressioni che di fatto si riscontravano quotidianamente attraverso cosa? Attraverso i contenziosi tra la Regione e lo Stato. Ecco quindi che grazie a queste modifiche noi andiamo di fatto a superare quelli che erano i motivi di questi contenziosi e soprattutto diamo delle certezze. E a cosa mi riferisco? Innanzitutto non c'è più un rischio di arretratezza della nostra autonomia, ma perché? Perché all'interno della modifica è stato inserito un principio importantissimo, che è quello della tutela dei livelli di autonomia già riconosciuti. Ecco quindi che qua diamo anche in una prospettiva futura una garanzia del fatto che vengono tutelate le autonomie che ad oggi sono esistenti. Andiamo quindi a rafforzare e a superare quello che è l'attuale articolo 103 del nostro statuto, inserendo proprio questo riferimento puntuale. E poi la competenza primaria del legislatore provinciale, che viene definita esclusiva. E cosa si intende quindi? Che al pari quindi della competenza del legislatore statale viene individuata all'interno dell'articolo 117 del secondo comma della nostra Costituzione. Ecco qua
un altro rafforzativo, e quindi non sono delle modifiche all'acqua di rose come qualche collega parlamentare ho sentito esprimere nelle dichiarazioni anche in merito agli emendamenti. Ecco quindi che noi andiamo a valorizzare questo strumento, che è quello dell'autonomia, attraverso anche lo strumento pattizio, attraverso un accordo tra lo Stato e le province. E è proprio in questo accordo e nello strumento pattizio che noi andremo a ridurre e a comprimere anche i contenziosi. E oltre a questo andiamo a inserire delle nuove competenze che hanno già enunciato dei colleghi e che io riprenderò velocemente. Ricordo tra le principali innanzitutto il governo del territorio, perché attualmente noi abbiamo il riferimento generico della mozione di urbanistica, ma qua parlando di governo di territorio andiamo ad includere non solo l'urbanistica ma anche l'edilizia e i piani regolatori. Abbiamo poi la materia dei servizi pubblici che viene ampliata, oggi le province potranno quindi disciplinare l'assunzione diretta e l'organizzazione e la gestione dei servizi di interesse provinciale e locale, compreso anche il ciclo dei rifiuti. Oltre a questo, in tema ambientale è stato inserito un'importante competenza esclusiva, non solo riferita alle piccole e medie derivazioni idroelettriche, un altro asset fondamentale per il nostro territorio, perché vorrei ricordare che soprattutto nella provincia autonoma di Trento noi abbiamo la possibilità, grazie a questo inserimento normativo, di avere competenza diretta su un ambito che è strategico, non solo per la tutela ambientale, ma anche per lo sviluppo del nostro territorio e quindi per lo sviluppo del tessuto imprenditoriale. Oltre a questo abbiamo riconosciuta anche alle province la competenza esclusiva nel commercio, ma torno sulla questione ambientale perché è stata inserita finalmente una questione importantissima e quindi la gestione della fauna selvatica, che unita e associata soprattutto alla modifica dell'articolo 20 dello Statuto è che vengono poste in capo al Presidente della province, delle nostre due province autonome, le attribuzioni che solitamente sono spettanti all'autorità di pubblica sicurezza. Questo è un passaggio veramente fondamentale perché vive i territori di montagna. Io ringrazio il Ministro perché ancora una volta, non solo all'interno del DDL Montagna, ma anche all'interno di queste modifiche dello Statuto del Trentino Alto Adige, è riuscito a portare avanti quelle che sono le richieste di territori. Permetterà quindi ai presidenti delle due province di dare delle risposte soprattutto in termini di gestione di fauna selvatica, che per le nostre comunità sono un tema molto importante e per il quale non dobbiamo mai dimenticare l'importanza e la valenza nella quotidianità del vivere il territorio di montagna. E poi abbiamo detto che un'altra questione importante è la tutela delle minoranze linguistiche. Anche in questo sono state apportate delle modifiche che permettono di ritrovare la valorizzazione di quelle che sono delle minoranze linguistiche e soprattutto di quelle minoranze territoriali che grazie alla nostra autonomia nel percorso autonomista noi abbiamo sempre cercato di valorizzare e tutelare. E voglio ricordare e faccio mie le parole di Alcide De Gasperi, e lo porto all'attenzione di tutti voi colleghi parlamentari e ve le riporto perché secondo me sono veramente attuali anche ad oggi, nonostante siano passati parecchi anni da quando le ha dette Alcide. Io che sono autonomista, convinto che ho patrocinato la tendenza autonomista, permettete che vi dica che le autonomie si salveranno, matureranno, resisteranno solo a una condizione: che dimostrino di essere le migliori del sistema accentrato statale, le migliori soprattutto per quanto riguarda le spese. Non facciamo concorrenza allo Stato per non spendere molto, ma facciamo in modo di creare un'amministrazione più forte e che costi meno. Solo così le autonomie si salveranno ovunque. Io credo che questo messaggio sia più che mai attuale e sia più che mai vero. La nostra autonomia è in continua evoluzione e questo passaggio è il passaggio, una tappa fondamentale del percorso evolutivo della nostra autonomia, che ci vede come territori dove cerchiamo di erogare ai nostri cittadini dei servizi sempre più efficienti e soprattutto che rispondano e tutelino quelle che sono le radici storico-culturali delle nostre tradizioni e dei nostri territori. Convinta di questo e convinta soprattutto che il percorso tracciato, grazie soprattutto a questa modifica dello Statuto del Trentino Alto Adige, porti a creare un valore aggiunto, un rafforzamento della nostra autonomia, e per questo motivo dichiaro il voto favorevole non solo mio ma del tutto il gruppo Lega Salvini Premier. Grazie. Ringrazio deputata Cattoia.
Qui Parlamento. Lei, adesso dimmi cosa c'entra lei, perché ti spogli se non vuoi. Se un passo dai miei nei, cosa vuoi da lei? Non mentirti, vuoi riprenderti i tuoi drammi e bye bye, ma torneresti a darti in giro senza avere altro di te. Non ho più niente addosso se vuoi. Fai come se fossi di più di una sera storta con lei, che ti cambia se mi innamoro un po', solo un po'. Time after time, sei un disco che non schippo mai. Ho smesso di perdere il fiato, sai che c'è? Ti lascio scegliere noi, ma quanta gente c'è in questo noi, e mi rivesto anche se non vorrei. Mi baci sul display, abbracci pure lei, ma quanto sbaglieremo io e te. Fai come se fossi di più di una sera storta con lei, e che ti cambia se mi innamoro un po', solo un po'. Time after time, sei un disco che non schippo mai. Ho smesso di perdere il fiato, lo sai che c'è? Ti lascio scegliere. Fai come se fossi di più di una sera storta con lei, che mi innamoro un po', che ti cambia, che mi cambia solo un po'. Time after time, sei un disco che non schippo mai, non schippo mai. Ho smesso di perdere il fiato, sai che c'è? Ti lascio scegliere. Fa pensare questa canzone intitolata Di più. Lei è Federica Casiglia, che abbiamo con noi. Ciao Federica! Ciao, buongiorno. Buongiorno, grazie per averci fatto pensare. Sai che c'è? Che ti lascio scegliere, ti lascio già. decidere. È qualcosa che non fate finta di niente, cari ascoltatori. Secondo me vi è capitato almeno una volta nella vita. Che cosa, Federica? Beh, di ritrovarsi, lo diciamo fuori dai denti direttamente? O ci Dai. giriamo un po' intorno? No, per me è meglio andare direttamente, perché a qualcuno è venuto il dubbio, dice, ma questa sta proprio parlando di cosa, Federica? Del ritrovarsi ad essere il terzo incomodo. Il terzo incomodo, guarda, subito in regia, guarda, Francesco alza il dito, ti è capitato di ritrovarti a essere il terzo incomodo, e quindi alla fine come ci si sente, Federica? Pare che a te, insomma, se è un pezzo autobiografico, è capitato.
Ma allora sì, intanto ci tengo a precisare che per quanto possa essere autobiografico, chiaramente è tutto molto romanzato, Minimo. però diciamo che il sentimento di chi è al terzo incomodo è un'analisi che difficilmente viene fatta e mi è piaciuta l'idea di prendere in considerazione appunto quello che mi è passato per la testa in quel preciso istante, che è un po' quel non sapere se quel sentimento poteva svilupparsi in un qualcosa di più, appunto, o semplicemente era la sbandata del momento e come si può dire, il divertimento di quel giorno, Certo. appunto la serata storta. Certo, guarda che poi ragazzi, quando capita, stiamo parlando di trovarsi un amante, uomo o donna, attenzione, qui insomma, è giusto fare anche un po' di par condicio, può capitare Assolutamente. e a volte capita di fare questa cosa quando effettivamente uno cerca una svolta, magari gli viene anche spontaneo perché cerca una svolta nella propria vita, è insoddisfatto della propria vita, quindi potrebbe davvero cambiare, quindi magari ci sarebbe davvero una speranza di fare una nuova vita con questa persona o comunque di frequentare una nuova persona perché con quell'altra la storia è finita. Troppo spesso non è così e sono anche cose che insomma a volte si tirano dietro anche per anni queste situazioni. Adesso non facciamo proprio quelli che fanno finta di non sapere, lo sapete benissimo. Federica, hai messo il dito nella piaga, eh? Sì, mi piace andare direttamente al punto. Hai parlato di tutti noi in questa canzone che si chiama Di più di Federica Casiglia, che dovete cercare sugli store digitali, che dovete cercare su YouTube, sensuale, romantica, passionale, ma insomma la sensazione di ritrovarsi a essere il terzo incomodo in una coppia è un qualche cosa che ti rimane dentro e ognuno poi ha la propria reazione, magari anche a distanza di tempo e quindi ognuno la può inglobare Già. a suo piacimento. Federica, come mai ti è venuta in mente un'introspezione del genere? Perché è importante anche, insomma, gli artisti servono anche a questo, a farci pensare, oltre a parlare di cose più leggere, eccetera, a volte ci devono far pensare alla nostra vita di tutti i giorni. Come si sta evolvendo la tua esistenza musicale? Dove ti stai guardando di qua, di là? Dove ti sta portando la tua vita musicale e di conseguenza anche la nostra? Perché noi trasmettiamo soltanto artisti indipendenti e quando lo facciamo troviamo una genuinità assolutamente diversa rispetto ai soliti che ci vengono imposte dalle solite radio. Federica. Ma allora, hai fatto tante domande, ti rispondo una per volta. Ho fatto apposta, è una vendetta per aver affrontato un tema così spinoso che in qualche modo tutti quanti adesso ci guardiamo intorno, oh, ma come fa a saperlo questa qui, no? Federica. Ma allora, la prima domanda, come mi sono ritrovata a raccontare proprio di questo argomento, in realtà io mi sono resa conto che stavo raccontando questa cosa quando il brano era già finito, perché io parto dalla musica, avevo scritto questa linea melodica e poi le parole sono state un po' un fiume in piena, senza pensarci troppo. Nel momento in cui mi sono ritrovata in studio a registrare, ho detto, ma io ho raccontato questa cosa della mia vita. E ho realizzato, ho detto mannaggia. E poi la seconda domanda, intanto ti ringrazio perché non è la prima volta che sono ai vostri microfoni e quindi grazie sempre dell'opportunità. Come si evolve il mio percorso artistico? Beh, diciamo che mi piace dare una nuova svolta a ogni brano. Nel senso che sono in una fase di continua esplorazione. Lo si nota ascoltando il brano precedente a Di più che è Eva, che diciamo è completamente diverso anche in fattore stilistico,
però nel mio piccolo li sento come se fossero due facce della stessa medaglia, ecco. Il filo conduttore di tutto quanto è il desiderio di libertà di espressione, libertà di come si può dire, libertà proprio personale nello Certo. scoprire se stessi, nel lasciarsi andare, nel non porsi limiti, nell'esplorare maggiormente i propri sentimenti, le proprie sensazioni. E a livello proprio pratico, diciamo spoilero che ci sono 2 brani in programma per il prossimo anno, però non voglio dire altro. Attenzione che questa ci becca su altri argomenti, attenzione alla Federica Casiglia, che questa ci viene a cercare, ci viene a bussare alla porta. Sì, oggi parlo di te, caro Sammy. Fai bene Federica, assolutamente. È il bello della libertà, è il bello di essere un artista indipendente, nessuno ti impone niente, nessuno ti obbliga a fare questo o quell'altra cosa, altrimenti dopo no. Un artista indipendente fa quello che si sente e parla dell'argomento che vuole, e la canzone, se non gli piace, la cancella e la rifà da capo, capito? Se lo puoi permettere, questo è il bello, è per quello poi che vanno a uscire argomenti così genuini che senti la canzone e dici: ma questo è successo davvero anche a me. Sì. Senti, tu sei sempre a Palermo? Allora sì, io vivo e sto in pianta stabile a Palermo, oggi in particolare sono a Milano. Ma guarda un po', vedi, per un pelo non ci siamo beccati, perché giustamente uno quando viene a Milano non è che ci viene in vacanza, un artista viene a Milano è per lavorare, perché c'è qualche studio, qualcosa probabilmente con cui hai a che fare. Però confesso di essere qua in semi-vacanza perché sono venuta a trovare mia sorella. Allora. E vorrei approfittare dell'occasione per invitare gli ascoltatori a venire dal 9 al 19 al Teatro Filodrammatici a vedere Opera al Bianco. Che è un bellissimo spettacolo con tutti i ragazzi dell'Accademia dei Filodrammatici. Dai, segnate giù, ripeti bene, dove, quando? Dal 9 al 19 al Teatro dei Filodrammatici. E cavolo, facciamo anche spoiler positivo, soprattutto per i giovani. Poi, certo, Federica Casiglia la trovate facilmente su tutti gli store digitali, anche su Instagram, basta scrivere Federica Casiglia. Assolutamente sì, su tutti i social e su tutte le piattaforme digitali. Io ho fatto del mio nome il mio marchio, quindi è facilissimo trovarmi e non bisogna impazzire a scrivere cose strane. Minimo. E allora cercate roba buona, roba genuina che parla, magari può capitare anche di voi. Cercate Federica Casiglia. Buona musica Federica e alla prossima. Grazie, alla prossima. Ciao Sammy. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Sempre roba buona, quando ci sono artisti indipendenti, roba che non senti da nessun'altra parte. Lunedì 20 ottobre, mettetelo in calendario, arriva il sottosegretario di Stato all'Interno Nicola Molteni a Calolzio Corte, in provincia di Lecco, Brianza, lunedì 20 ottobre alle 19 al Monastero del Lavello di Via dei Padri Serviti numero 1. Saluti istituzionali: Luca Caremi, segretario cittadino della Lega di Calolzio Corte, Daniele Butti, segretario provinciale della Lega Lecco, Mauro Piazza, sottosegretario all'autonomia in Regione Lombardia. Modera il confronto Carlo Piazza, candidato sindaco della Lega a Lecco. Mettete in calendario lunedì 20 ottobre ore 19 a Calolzio Corte. Questa ve la dirò anche più tardi, ma cominciate a segnarlo. Giovedì 30 ottobre, ragazzi, ritorna la Soca Fest a Palazzago, una delle feste Lega e non sono Lega più apprezzate. Giovedì 30 ottobre, identità, tradizioni, sapori delle genti bergamasche alla Soca Fest 2025 con cucina, prodotti tipici, taglieri di parti bollite del Nobil Porcello,
carni alla brace e altre specialità. Sabato 1 novembre anche pranzo, domenica 2 solo pranzo, casoncelli, gnocchi e tortelli alla zucca, trofi al ragù, vellutata di zucca, grigliate di carne, arrosticini alla griglia, asino in umido, polenta taragna, no. Interrompo le trasmissioni, non è pensabile, non è pensabile una roba di bene, parlo dopo perché dopo c'è il magna magna, a 12:10 il magna magna. Domani no, mi sono perso questo, vedi, no, perché mi fa male parlare di polenta taragna, mi rovina tutto. Milano Futura, serata appunto Lega a Milano, domani giovedì 9 ottobre ore 21, via Vespri Siciliani 12 Milano, arriva il presidente di Aler Milano, Alan Rizzi. Parliamo del futuro di Milano? Domani giovedì 9 ottobre alle 21 al punto Lega di via Vespri Siciliani numero 12. Niente, non riesco più a parlare, sta cosa della polenta taragna. Alle 11 a Palermo, signori, arriva Armando Siri. Domani giovedì 9 ottobre Hotel Giardino Inglese, via della Libertà 63, con Nino Germanà e Giovanni Cafeo. Appuntamenti da non scordare targati Lega, li trovate sul sito legaonline.it o naturalmente anche semplicemente ascoltando Sammy Varin, e scoprirete che il 10 ottobre c'è Manuel Vescovi con l'Associazione Culturale Stati Uniti d'Italia che presenta La Costituzione spiegata male, capita bene, a Padova presso l'Istituto Don Bosco di via San Camillo dell'Ellis 4, proprio a Padova. Mentre a Verona, sabato 11 ottobre alle 16, presentazione del libro 20 anni di sovranismo dall'euro a Trump, con Alessandro Cavallin del team leader Team Bannacci, Umberto Boccioni di Verona, ma soprattutto con Claudio Borghi Aquilini, autore del libro e parlamentare della Lega. Sabato 11 ottobre, ore 16, Verona, Caffè Liston, Piazza Bra, numero 12. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Sono disperato, non ce la faccio più, non ce la posso fare, faccio fatica, ragazzi, ho una certa età, Allora, mi state chiamando, sono Alberto Acerbis, mi avete riconosciuto la voce, mica ogni volta devo presentarmi, sono mica, dai, è Alberto Acerbis. Molti di voi, più donne che uomini, si capisce, hanno chiamato per sapere se abbiamo ancora la crema alla bava di lumaca, perché arriva l'inverno, la nostra crema Rimas, che è una crema riparatoria. La nostra crema Rimas la trovate anche lì su olioacerbis.com, sezione cosmetica. Però attenti una cosa, non parliamo di una crema riparatoria, dai, diciamoci le cose come stanno. Io adesso vi dico, ma usa questa crema biologica, buona, soluzione all'80%, olio di argan, burro di karité, fatta in Italia, pazzesca, 35 euro, potete vendere al farmacista, ci guadagna ancora lui. E voi dimostrate 20 anni in meno, bene, no, non ve lo dico, ma neanche se venite qua sotto tortura. La crema Rimas alla bava di lumaca biologica è una crema riparatoria. Allantoina, collagene, elastina, sostanzialmente allantoina, collagene, elastina sostanzialmente sono i mattoni della nostra pelle. Dopo i 30 anni, re, papi, belli, brutti, sciori, non sciori, tutti, poeti, navigatori, non produciamo sempre meno allantoina, collagene, elastina. Ecco che la nostra pelle invecchia, perde di colorito, di elasticità, di tono, viene aggredita dall'esterno, quindi le rughe. Voi mettete la crema riparatoria anche sulle macchie, sui brufoli, una cosa pazzesca, totalmente naturale. Attenti all'offerta che trovate sul sito chiamando 030 68 40 408 o il sito olioacerbis.com. Non sto scherzando, 3 creme alla bava di lumaca stamattina, 3, anziché 125 euro, 79 tutte e 3. Trasporto è gratuito, chiamate, dite Radio Libertà. Grazie, alla prossima. Open your eyes
This is the world. Sic et non, una chiacchierata in libertà con ospiti e telefonate per chiarire, per indagare il politicamente corretto di oggi, per smontare le tesi del pensiero woke e per ragionare insieme all'insegna del buonsenso. Vi aspetto tutti i giovedì su Radio Libertà dalle 12 alle 13. Ciao, buongiorno a tutti, sono Alunno, un cantautore di 23 anni di Gubbio e il prossimo brano che ascolterete si chiama Notti. Notti parla del vuoto che resta quando un amore finisce, quindi non ci sono più certezze né nel presente né nel futuro. E questa canzone ha un mood estivo atipico, con serate notturne, un immaginario del genere, davanti al mare, in spiaggia, con la luna piena, quindi spero vi piaccia e soprattutto buon ascolto. Ormai non ricordo di quando all night catturavi il mio sguardo, aspetto un treno che non passa mai. Oh, è la zona o la donna che ti cambia, sta una vita in cerca poi cambi rotaia, cosa resta vuoi credere? So che c'è un motivo che confonde tra amore e desiderio, se ti spogli e mi guardi poi vedo nero, capirai che mi uccidi, e sai io cercavo te in mezzo a strade che però temevo, serve uno specchio per guardare indietro, capirai. Notti senza un Dio, pensando a quello che non ho, alle prese con un modo che non capirò mai, sono un quadro di parole che non guarderai, nonostante io faccio errori che dimentico, quando le paure aumentano, ogni giorno sembra identico. Ti ricordi quella sera, mare calmo e luna piena, ballavamo sulla riva ma non lo so perché, quella vita così vera per te non vale più la pena. So che c'è un motivo che confonde tra amore e desiderio, se ti spogli e mi guardi poi vedo nero, capirai che mi uccidi, e sai io cercavo te in mezzo a strade che però temevo, serve uno specchio per guardare indietro, capirai. Notti senza un Dio, pensando a quello che non ho, alle prese con un vuoto che non capirò mai, sono un quadro di parole che non guarderai, nonostante io faccio errori che dimentico, quando le paure aumentano, ogni giorno sembra identico. Quello che non ho, notti senza un Dio, pensando a quello che non ho, alle prese con un vuoto che non capirò mai, sono un quadro di parole che non guarderai, nonostante io faccio errori che dimentico, quando le paure aumentano, ogni giorno sembra identico. Senti che voce delicata, mica la mia, ragazzi. Si chiama Alunno, la canzone Notti. Lui arriva da Gubbio, ha 23 anni, autore e compositore, esprime quel senso di vuoto che ci avvolge quando un amore finisce. L'amore, oh, prima il terzo incomodo, adesso l'amore che finisce, ma è giusto, ragazzi, in questa valle di lacrime, se non ci dedichiamo un po' all'amore. Quest'estate questo Alunno ha aperto i concerti italiani
degli Earth, Wind and Fire. Ragazzi, rimango a bocca aperta. No, questa è la tua, questa è la mia di cuffia. E con chi parlo? Con i fantasmi, inizi a avere le visioni. No, signori, che ci guarda in radiovisione, abbiamo un ospite a proposito di amore, a proposito di poesia, di poetica, a proposito del menarci via da questa terribile quotidianità, soprattutto dei quotidiani che Semmi Varin vi legge la mattina in rassegna stampa. Parliamo di poesia. Ci è passato a trovare un vecchio amico di Radio Libertà, di Radio RPL, di Radio Padania Libera. Qualche annetto fa, adesso non so quanti, conducevi su queste frequenze. Davide Chiurazzi, ciao Davide! Ciao Semmi, grazie, ciao amiche, ciao amici, cioè non posso non salutare, mi mancavate, grazie Semmi. Quanti anni fa? Non mi ricordo più. 2012 forse. Sì, anche prima forse, beh, però comunque. No, è sempre un'emozione venire nel primo amore, no? Anche perché, insomma, non hai mai smesso poi di comunicare, anche adesso comunichi in una radio, la dobbiamo nominare, perché è una delle radio più belle che ci sono online, che fa anche... ha degli scopi positivi. Come si chiama? Freedom Street Radio, grazie Semmi. Beh, sai, noi cerchiamo di fare tanto sociale, no? E quindi questa cosa mi inorgoglisce, mi piace. Io sono qui intanto per amicizia, poi per presentare il mio libro di poesie, ma non a caso il ricavato andrà tutto a un'associazione collegata a noi, che è la Flipness, che nel territorio, noi siamo a Brugherio, fa abbastanza, no? Si potrebbe sempre fare di più, però io dico che noi come radio, come associazione facciamo abbastanza. Beh, ragazzi, io rimango stupefatto non tanto di voi, di questa emittente online, quanto che associazioni meritevoli come quella che hai citato, ma come tanto territorio, alla fine si debbano rivolgere a queste piccole realtà radiofoniche, perché quelle grosse, quelle importanti, non rispondono. Hanno altro a cui pensare, devono pensare al business, ai danè, alle cose importanti già, e si dimenticano del territorio. Facile dire, a RTL sono le ore 12 anche a Casalpusterlengo. Sì, ci fa piacere, ma che cosa c'è a Casalpusterlengo? Conosci Casalpusterlengo? Le problematiche di Casalpusterlengo? La politica giusta o sbagliata di Casalpusterlengo? Questo è il problema delle grosse e grasse radio. Allora, si dimenticano del territorio e di voi cittadini. Semi, la differenza tra noi, e metto anche Radio Libertà e quelle che hai citato, i network, è che noi ci mettiamo il cuore e ci mettiamo la passione, e il business per quanto ci riguarda non esiste. Sui network ovviamente c'è prima e soprattutto è solo il business, questa è la grande differenza. Vero, ti faccio vedere come al solito, ecco le pezze al culo, ma vedo che ce le hai anche tu, fa piacere, quindi ce le tiriamo dietro certo. Da sempre, da quando ci chiamiamo Radio Padania Libera, abbiamo cambiato nome ma siamo sempre noi. Signori, ma adesso ecco qua lo spot bling blong, e questo è lo spot perché Davide Chiurazzi, il pirata, ci porta una raccolta di poesie. Sì, è uscito con un libro di poesie che io voglio pubblicizzare perché merita, perché giustamente è stato uno di noi, sei un amico e soprattutto sei un comunicatore, e chi ha ancora coraggio di dire qualche cosa qui nella mia trasmissione lo spazio lo trova, perché una raccolta di poesie in un momento del genere dove veramente uno è preso dalle notizie più pazzesche. Io cerco di portare positività in una rassegna stampa in onda la mattina dalle 7:30 alle 9:30, ma molto spesso fallisco inesorabilmente. Beh, sai, se uno legge le notizie, non che le dia a te, che le legga o che le dia a chiunque, in questo momento c'è veramente da piangere, no? Io ho cercato di, attraverso le raccolte di mie poesie, di cercare di far capire a chi mi conosce e anche chi non mi conosce,
che l'apparenza è niente, no? Dietro un'apparenza, magari un carattere un po' burbero, magari io ho 2 tatuaggi in più rispetto a tanti altri, c'è qualcosa di diverso, no? C'è qualcosa di più profondo, e quindi questo è un po' il messaggio. Poi principalmente l'ho fatto, c'è una poesia che l'ho fatta per la mia mamma, che poi potrebbe essere utilizzata per tutte le mamme, e l'ho fatta un po' in sua memoria. Insomma, mi sono un po' sfogato, no? Poi tu dicevi che ogni mattina leggi notizie terrificanti, ahimè, purtroppo, e allora magari, se mi concedi, vorrei iniziare con una poesia, non a caso, Guerre, che diciamo in qualche modo sottolinea un po' il discorso di questi ultimi giorni, Assolutamente ultimi mesi e sì, ultimi anni. assolutamente sì, signori. Qua viene fuori il poeta che c'è in ognuno di noi e che carpisce esperienza da quella che è la vita quotidiana o da un momento di vita pesante, terribile che ognuno di noi ha e che ha avuto anche il Davide Chiurazzi. Però il bello è poi svolgere tutto questo in una situazione, in uno slancio positivo. Nonostante tutto, noi siamo ancora qua, ragazzi, che ci facciamo coraggio, che abbiate 20 anni, che ne abbiate 92, siamo qua, guerrieri, avanti, nonostante tutto, facendo squadra, chiedendo aiuto quando c'è bisogno agli amici, ma anche ricordandoci dei nemici. E infatti il Davide Chiurazzi questo libro di poesie lo dedica ai nemici. Sì, perché è troppo comodo dedicarlo agli amici o alle persone che ami e che ti amano, perché comunque, egoisticamente parlando, ci sono sempre, lo sai, c'è un vero amico che poi si contano sulle dita di una mano, ci sono sempre. Noi abusiamo del termine amico, no? In realtà io ho tanti conoscenti e pochi amici, e lo dedico a chi magari parla o sparla di me, del mio passato, del mio, come dire, muovermi, e quindi a loro dico: ma voi cosa ne sapete di me? Cioè, cercate di conoscermi prima di parlare, sparlare, ma di me o comunque delle persone in generale, no? Cioè, prima conosci una persona e poi dai dei giudizi, premesso che io odio chi dà giudizi, no? Perché è un'esperienza mia personale, mi hanno giudicato in modo sbagliato, e poi vabbè, l'epilogo tu lo sai. Ragazzi, molto questo è business, cioè dedicando questo libro a tutti i nemici di Davide Chiurazzi, questo è chiaro che vuole fare soldi, perché se tutti i suoi nemici acquisteranno questo libro di poesie, per fortuna i soldi non andranno a Davide Chiurazzi, ma andranno a una cosa nobile e positiva, un'associazione che dopo ci ricorderai a cosa serve parte di questi proventi. Ma adesso è il momento della poesia, attenzione, è una cosa, questa è seria come poesia, perché c'è un'altra meno seria, questa è quella seria. Quella meno seria lasciamola all'ultimo nel caso. Ok, sentiamo, si intitola Guerre. Le guerre, terribili strumenti forgiati nel fuoco dell'ego, nati non dal bisogno, ma dalla smania di potere, dalla follia di chi comanda e non conosce fame né pianto. Rabbrividisco quando penso a quanto può essere crudele l'uomo, capace di vendere il futuro per un pugno di terra, un trono d'oro che odora di sangue. Non sono i re a morire, non sono i generali a piangere, ma le donne, con le culle vuote e gli occhi asciutti di chi ha finito le lacrime. Sono i civili spazzati via come polvere e i bambini che imparano il rumore delle bombe prima di quello delle parole, che giocano tra rovine sognando un cielo senza droni. Le guerre non hanno eroi, solo fantasmi, sono silenzi che urlano nelle notti spezzate. E l'uomo che si crede padrone del mondo non ha ancora imparato che nessuna vittoria vale una sola lacrima innocente. Nessuna vittoria vale una sola lacrima innocente. Davide Chiurazzi, il libro di poesie che si chiama Il
pirata. No, allora, in teoria Scusami, Davide tu Chiurazzi, sei il detto il pirata, pirata, e il libro banalmente è raccolta di poesie. raccola di poesie, quindi ragazzi non ha neanche voluto inventarsi titoli strani che facciano Sono già io strano. È strano lui, raga, molto strano. Ho detto il pirata, perché il pirata? Che io pensavo di aver letto ma il pirlata. No, il pirlata, il pirata sì. proprio. Quindi, Sì. perché? Vabbè, Perché il pirata? Io ho tatuato parecchi teschi, mi piace andare in barca a vela, quindi da lì il pirata, vabbè, insomma. Chi che ti poi conosce sa, chi ti conosce ti dico sa. che lo apprezzo, mi piace, non, assolutamente. Cioè, mi piace essere raffigurato e rappresentato dal pirata. Riguardo, ahimè, anche questo è un po' il presente. Io spero che prima o poi che non si parlerà più di questo, però ho dedicato una poesia alle donne, l'ho intitolata Le donne sono vita. Le donne sono la vita, fiato che ti nasce accanto, mano che ti solleva, voce che consola il pianto. Sono le prime a vegliare nel silenzio d'una notte malata, con occhi stanchi ma pieni d'amore, a sospirare ogni tua giornata. Sono acqua che disseta, terra che accoglie e cresce, fuoco che scalda l'anima, aria che mai svanisce. Le donne vanno rispettate, non sono amate con parole gentili, ma onorate nel profondo, come si fa con i cieli più sottili. Le donne vanno curate con la stessa cura che loro ti danno, perché chi ama davvero non lascia mai nessuno invano. Le donne vanno amate, non possedute, non domate, ma scelte ogni giorno con occhi sinceri e mani disarmate. Chi usa violenza non è un uomo, ma un'ombra vuota, una vigliacca ferita, un essere perso, senza luce, che ha rinnegato la propria vita. Vile chi colpisce ciò che è il più sacro e vero, inutile il suo cammino senza cuore, senza pensiero. Perché chi ferisce una donna non solo spezza un fiore, calpesta la sorgente stessa dell'amore. Bella Grazie. meditazione, purtroppo sempre attuale. Purtroppo sempre attuale. Ne voglio leggere una anch'io, scegliemene Beh, una no, che la leggo io. fai te, figurati. No, lo so. Io sarei scusa. di parte, troppo di parte. Beh, ma anch'io, scusami. Comunque, scusa, visto che sto facendo la marchetta, diciamo che si trova su Amazon. Davide Chiurazzi, il pirata. L'avrei detto io, chiaro. Vabbè, scusami se ti porto via il lavoro. Dovete utilizzare il metodo, chiaro, è più semplice, dispiace lasciare a bocca asciutta i negozi, eccetera, ma in questo caso pubblicarlo non era così semplice attraverso Amazon. Praticamente, dimmi se è così, chiunque sì, può, assolutamente sì, può assolutamente pubblicare sì. qualcosa. C'è la sezione diciamo degli autori, ti fanno un po' di domande, tu carichi i tuoi file, che siano poesie, comunque testi, piuttosto che fotografie. Loro hanno tempo 72 ore per fare la ricerca che le foto sono realmente tue o comunque non sono soggette a copyright, che i testi tu non li abbia fatti con l'intelligenza artificiale. Dopo questi 72 ore di controllo poi ti danno l'ok e da lì in 2 giorni il libro è pubblicato. Tieni presente che poi scegli te il formato, cioè lo componi te, no? E questo è divertente. Però dall'altra parte io sono pro negozio sotto casa, no? Anche se solo che io la frutta e la verdura vado volentieri a prendere sotto casa. Capisci che pubblicare un libro in libreria devi trovare l'editore, cioè tanti soldi, quindi non tutti possono, hanno il tempo, eccetera. Quindi capite anche, se siete davvero indipendenti, come Amazon in questo caso dà una mano agli indipendenti e in questo caso a Davide Chiurazzi, questo libro di poesie che sarebbe bello regalare al vostro lui, alla vostra lei, leggerle insieme o magari al papà o alla mamma. Io vi leggo questa, l'ho presa a caso, una poesia intitolata Notte. Notte di domande, notte di vuoti. Sabato sera, l'eco dei colpi sul green sbiadisce nel buio. Il golf, una tela dipinta di sole, ora è solo un ricordo. Mentre le stelle si accendono, il passato riaffiora. Se solo avessi aperto l'altra porta, quel bivio scartato, quell'altra vita, sarebbe stata migliore, peggiore? La risposta è un silenzio che pesa.
C'è un'unica certezza, un rimpianto che brucia, dare peso solo alla famiglia. Tutto il resto, come diceva il maestro, è noia. E qui, cosa c'è dentro in questa meditazione? Cosa ci hai messo dentro? Ma sai, ci sono, in primis i miei figli, no? Io ho avuto una separazione più o meno pesante come tanti, e loro hanno subito, no? Perché poi alla fine, quando due adulti litigano, chi ne paga le conseguenze, ahimè, e purtroppo sono sempre i figli. Quindi ogni tanto io ci penso, no? Cioè, io penso alla famiglia, che per me è stato il più grande fallimento della mia vita, perché è finita, e perché non siamo riusciti a fare gli adulti. E questo è un altro aspetto che veramente mi spiace, è un peso Attenzione, molto... sta parlando anche di voi, ragazzi, e quanti di voi si sentono allo stesso modo? Capita, vivendo, capita anche questo. No, certo, assolutamente, fa parte della vita, però anche qui il problema io l'avrei affrontato in altro modo, no? Adesso non voglio dare colpe a nessuno, perché non è giusto. Senza il contraddittorio è sbagliato, secondo me, parlare male dell'altra o dell'altro. Però il consiglio che posso dare è ci separiamo, va bene, capita, però i figli non devono pagare nulla dei problemi dei E invece dei puntualmente ci vanno di mezzo, diventano dei pacchi, diventano oggetti, no? Cioè, oggetti, diventano dei giochini, degli scherzi, ci si fa questi scherzi, queste cose che fanno arrabbiare l'una o l'altro, e quindi è pazienza, è vita anche questo. Signori, è un libro pieno di vita questa raccolta di poesie che trovate su Amazon. Basta scrivere raccolte di poesie e poi scrivere il suo nome e il suo cognome, Davide Chiurazzi. Semplice, abbastanza semplice. Che fate? Lo regalate, anche perché non penso che costi 50 euro questa cosa, vogliamo dire anche il prezzo. No, dai, 14 euro, guarda, ti dico, in piena trasparenza, tra il costo di stampa e il copyright di Amazon sono 9,90 euro di costi, e il resto, appunto, che sono poco meno di 5 euro, vanno donati all'associazione Flipness. Tra l'altro, la cosa carina è che Amazon ti dà il report del venduto con l'importo a te destinato, no? Quindi anche chi volesse fra un po' chiedere accertamenti su queste somme, Amazon mi ha dato 1 e io ho fatto il bonifico di 1, cioè molto molto semplice. Bellissimo, l'intento è assolutamente positivo, e allora svolazziamo un pochettino leggeri con belle meditazioni e Il Pirata, raccolta di poesie di Davide Chiurazzi. Davide, è stato un bel pensiero positivo che ci ha rasserenato in questa valle di lacrime quotidiana. Sto già meglio, grazie del libro. Grazie a te, Sammy, e grazie alle ascoltatrici e ascoltatori, perché io dico sempre, senza di loro noi saremmo niente. Assolutamente, poi ti senti una cacchina lo stesso, ma la poesia sulla cacca la prossima volta, perché ce n'è una anche sulla cacca. Sul signori. bisogno mattino. Importantissimo, soprattutto alle 7:30, quando sentite Sammy Varin. Grazie a Francesco in regia, ma tranquilli, oggi è mercoledì, io tra 10 minuti sono ancora qui con È tutto magna magna. Ciao Davide. Ciao Sammy, grazie. Ciao a tutti. Ciao. Avete ascoltato Potere